Alta tiratura con Alessandro Gnocchi. Buonasera, eccoci su Radio Libertà con Alta Tiratura. Io sono Alessandro Gnocchi. Dunque, diciamo che le classifiche non fanno registrare delle grandi novità. Ai primi posti tra i libri più venduti troviamo sempre Valérie Perrin, troviamo Cazzullo, troviamo il Papa. C'è però un ingresso molto alto al quarto posto con il romanzo L'anniversario di Andrea Baiani, pubblicato da Feltrinelli, un romanzo, diciamo, di ambientazione familiare. Passerei direttamente a un primo argomento che intendo affrontare, ovvero il Festival di Sanremo. E voi direte: no, basta festival, ancora il Festival di Sanremo, è una settimana che ci rompe le scatole, non ne possiamo più. Giusto, forse. A parte che il risultato di ascolti è quasi incredibile, 65% di share, 2 milioni in più rispetto ad Amadeus, che aveva fatto già un record incredibile. Carlo Conti e la Rai portano a casa un bel successo. Ma a parte questo, non è del concorso Canorro che vi voglio parlare, è piuttosto delle reazioni di una parte della stampa, ma anche di una parte della politica, davanti a un festival che non ha alcun contenuto politico per la prima volta da tanto tempo. Magari saremo smentiti questa sera quando si presenterà sul palco Roberto Benigni, che a sorpresa è l'ospite appunto della serata dei duetti, cioè di stasera. Ma in ogni caso questo festival ha evitato in maniera evidente ogni possibilità di polemica politica per lasciare il massimo spazio invece alle canzoni, e devo dire che la cosa ha funzionato visto gli ascolti. Ma c'è qualcuno a cui questa cosa non va giù, perché c'è qualcuno che voleva invece i monologhi, i comici che tengono i comizi, le barzellette a sfondo politico, le imitazioni e tutte queste cose un po' penose che abbiamo visto nel corso degli anni in cui il politicamente corretto dominava su tutto. Quest'anno appunto non è così. Ma la cosa che è sorprendente è non solo che appunto la sinistra pensava di ripartire dal Festival di Sanremo invece di ripartire dal consenso dei cittadini per questioni più serie e più impegnative, ma quello che mi è parso veramente fuori luogo e che ho trovato davvero strano è che sia stato attaccato sui giornali di oggi, ad esempio su Repubblica, Simone Cristicchi, che ha già vinto il Festival di Sanremo e che si presenta quest'anno con una canzone di cui tra poco vi leggerò il testo che sto per andare a prendere. La canzone si intitola Quando sarai piccola. Sicuramente l'avrete sentita perché è un po' a sorpresa, nonostante sia una canzone molto tradizionale e tutto sommato poco radiofonica. Nonostante questo però ha tanti passaggi radio e piace anche, pare, ai ragazzini, e quindi insomma è una canzone che è un po' un caso. Questa canzone ha una storia, parla della madre di Simone Cristicchi, si chiama Luciana, la signora Luciana, che ha avuto una devastante emorragia cerebrale che le ha danneggiato alcune funzioni, tra cui la memoria. E quindi è il testo di un figlio che accudisce la madre e che ricorda alla madre ciò che lei ha dimenticato e che non riesce più a recuperare. Si sono viste delle lacrime sincere durante le prime serate del festival. Adesso io vorrei leggervi un piccolo frammento del testo di Cristicchi. Fa così: quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46,
Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa, ti ripeterò il mio nome 1000 volte perché tanto te lo scorderai ed è ancora un altro giorno insieme a te per restituirti tutto quell'amore che mi hai dato e sorridere del tempo che non sembra mai passato. Ora, de gustibus, come si dice, disputandum non est, cioè ognuno ha i suoi gusti e è inutile dire che se questo testo è bello o brutto. A me sembra toccante più che bello, ma non importa. È comunque un testo, come dire, commovente, al quale obiettivamente trovo grottesco muovere una critica. La critica sarebbe la seguente, poi vedremo perché questo c'entra con il mondo dei libri. Beh, la critica sarebbe che Cristicchi è un po' l'emblema di questo festival perché ha portato una canzone intimistica, una canzone disimpegnata, come se l'impegno, tra l'altro, qua questa è una mia chiosa, come se l'impegno dovesse per forza essere politico, quando invece, l'impegno può essere anche diciamo sul piano personale e privato. Ehm, nonostante questo, appunto, la canzone è stata presa come emblema di un festival disimpegnato in cui tutti parlano degli affari propri, dell'amore e così via. Ma quello che è veramente bizzarro, appunto, è questo, cioè che un testo così toccante che mostra l'impegno di un figlio che si prende cura della madre, è una forma di impegno anche questa, forse è una forma di impegno anche più alta rispetto a chi intende l'impegno come propaganda, come schierarsi a tutti i costi. Ecco, prendere una canzone come questa e dire che è l'emblema di un festival, come dire, senza mordente, mi sembra una autentica sciocchezza. Ma perché c'entra con il mondo dei libri questa vicenda? C'entra perché diciamo Cristicchi è un autore molto sensibile a un certo tipo di letture e noi possiamo trovare un antecedente nobile a questa canzone in una trilogia fatta da Giovanni Testori all'inizio degli anni '80. Sono 3 testi in cui diciamo c'era una sola persona sul palco. Nel primo caso era Testori stesso, e questa trilogia aveva come tema quello proprio della madre e del rapporto con la madre che sta morendo. È una trilogia toccante, è una trilogia che ha avuto un successo che neanche Testori poteva immaginarsi e tutti e 3 i testi ebbero tantissime repliche e furono recitate un po' ovunque, non solo nei teatri. Il pubblico era prevalentemente un pubblico di ragazzi ed erano, diciamo, quei ragazzi cattolici, soprattutto, ma non solo, assolutamente, che non si sentivano rappresentati proprio da quell'altro tipo di impegno, che è l'impegno politico, barra partitico, barra propagandistico. E fu appunto un successo incredibile. Questo successo stabilì poi anche un rapporto di vicinanza che già c'era, ma insomma lo rinsaldò, tra Testori e gli ambienti di Comunione e Liberazione e Luigi Giussani in particolare. E dico questo perché non è un dettaglio indifferente, perché Testori scelse proprio una piccola compagnia legata a Comunione e Liberazione, il Teatro dell'Arca di Forlì, per mettere in scena questi testi e voglio ricordare che Testori fino a quel momento lavorava al piccolo con personaggi del calibro di Luchino Visconti, quindi ecco, passare a una compagnia di sconosciuti era un gesto molto, molto forte, molto, molto importante, molto significativo. Ma io adesso voglio leggervi qualche verso invece appunto di Testori, sono i versi che Testori dedica a sua madre. Un attimo perché il libro mi è caduto. Eccolo qua. Nel frattempo avete visto chi
collegato in TV, una parte dei miei vinili e la libreria che è alle spalle è interamente o quasi interamente dedicata a Gabriele D'Annunzio e all'impresa di Fiume, ma questo è un altro discorso che poi faremo. Adesso leggiamo un attimo Testori. Questo testo è appunto stato recitato dall'autore seduto su una seggiola, intorno non c'era quasi niente e c'era però un folto pubblico di ragazzi. È un esercizio d'amore, l'unico che arrivato dove sono posso ancora insegnarvi. Quella M, che è la M di mamma, questo lo dico io, che mormora e bela, quella su cui ci si può distendere sempre, in ogni ora, dopo ogni gesto, perfino dopo un delitto. Poi i due mormorii che la seguono, che sono la doppia M, qui sono sempre io che parlo ovviamente, uno sull'altro, uno dentro l'altro, come il gesto di qualcuno che ci culla, lei, quando eravamo bambini e non avevamo ancora capito, o ancora non ci eravamo illusi di aver capito, che con le mani che ci stringevano erano assassine, così come era assassino il suo grembo. Bene, sono versi complicati, ma ve ne leggo altri. Se voi provaste a stringere a voi il corpo di vostra madre mentre se ne va, o così sembra a noi che restiamo qui sulla terra, se voi provaste a chiamarla prima sottovoce, quindi portando la bocca sulle sue orecchie, poi più sottovoce ancora, se voi le sussurraste madre, anzi mamma, così, mamma, che musica dolce, ondulante, quasi una nevicata sommessa infinita, quasi una lontanissima piva dei Natali che abbiamo distrutti, uccisi, sepolti. Madre, anzi mamma, mia mamma, mi senti grande, esile e pur stabilissima capanna? Sono grandi versi che proseguono, ve ne leggo ancora qualcuno. Da dove viene, da che paese, da che valle, da che contrada fuori di te e di me la luce che ti splende nelle pupille? Là c'è il tuo tetto, i sentieri ci sono, su cui correvi bambina, il tuo verde sogno di sposa, la tua lucida felicità, i tuoi chiari dolori, ma anche c'è il nido in cui paesi e sentieri, gesti e sogni, felicità e dolori si dispano, cadono i petali di quella che crediamo essere vita. Bene, essere vita. Beh, sono versi che danno da pensare, sono versi tenerissimi, sono versi angoscianti. Non credo che questo tipo di poesia sia tutto sommato meno impegnata di un'ode politica, anzi, francamente, qui non solo abbiamo dei grandi versi e l'amore per la madre, ma c'è anche, come dire, se voi e spero che lo farete, se voi leggerete queste opere di Testori, troverete il senso della continuità della vita, del passaggio di consegne tra la madre e il figlio che diventa genitore dei suoi genitori, quando i genitori sono vecchi, insomma, la storia dell'umanità. Forse la storia dell'umanità è un pochino più importante delle solite tirate politiche contro il governo di destra, il fascismo che ritorna, tutte queste banalità sortite varie, di cui i commentatori di sinistra e alcuni membri del PD sembrano non poter fare a meno. Ma vedremo, insomma, vedremo se la sinistra intende ripartire dal Festival di Sanremo, forse qualcosa che non va c'è. Adesso ascoltiamo una canzone, l'altra volta era saltata una canzone degli Iron Maiden, questa volta mettiamo un'altra canzone degli Iron Maiden che si intitola Can I Play with Madness, un capolavoro della fine degli anni '80, criticatissimo anche questo, ma non per motivi politici, ma perché c'era il suono di un sintetizzatore nel gruppo della più grande band heavy metal chitarristica d'Inghilterra. Iron Maiden. Can I play with madness? Give me the sense to wonder if I'm free. Give me a sense of wonder to know I can believe. Give me the strength to hold my
place. Don't need no key to unlock this door. Gotta break down the walls, break out of this bad place. Can I play with madness? The puppet stared at his crystal ball. Can I play with madness? There's no vision there at all. Can I play with madness? The puppet looked a little after me. He said, can I play with madness? He said, too blind to see. You're such a too blind to see. I screamed aloud to the old man. I said, don't lie, don't say you don't know. I said, you'll pay for this mischief. On the throne of the nuts. Oh, and then he fixed me with a freezing glance, and the hellfires raged in his eyes. He said, you want to know the truth, son? Lord, I'll tell you the truth. Your soul's gonna burn in a lake of fire. Bene, abbiamo sentito un frammento di Can I Play With Madness, uno degli inni degli Iron Maiden. Siamo negli anni '80, grande disco, Seven Son of the Seven Son, basato su tematiche esoteriche. Questa canzone, vi ricordo, fu criticatissima perché compariva il suono di un sintetizzatore, cosa che adesso è perfettamente normale. Ma passiamo ad altro. Cambiamo decisamente argomento, ovvero parliamo di una città magica per la letteratura. Questa città è Trieste. Allora, Trieste ha una storia tutta sua, lo sappiamo benissimo, città irredenta, come dire, porta d'ingresso dell'Italia, porto sempre importante, ancora importante, sul mare Adriatico, sbocco quindi di tutti i grandi paesi dell'est e un tempo dell'impero austro-ungarico. Insomma, una città che offre, la cui storia ha offerto 1000 eventi, spesso tragici, da cui però sembrano aver dato vita a una letteratura che è, come dire, un capitolo a sé della letteratura italiana, come del resto succede anche per altre letterature, quella veneta, ad esempio, o quella siciliana, per dirne un'altra. Sono, diciamo, letterature che hanno delle caratteristiche linguistiche e formali che ne fanno un caso unico. Sarebbe infatti il caso di collegare la geografia alla letteratura. Ciò che viene prodotto, che si produceva in Veneto, adesso è tutto più omologato, ma un tempo ciò che si produceva in Veneto si capiva che apparteneva a una storia diversa da quello che veniva prodotto in Sicilia. Chiaro che usiamo tutti l'italiano, però era un italiano sensibilmente diverso. Ma veniamo a Trieste. A Trieste innanzitutto hanno aperto un bellissimo museo sugli scrittori che consiglio di andare a vedere, e uno scrittore triestino, anche se vive a Roma da diversi anni, Mauro Kovacic, in questi giorni porta in giro per l'Italia una trilogia, la trilogia triestina, Svevo, Joyce e Saba. È una trilogia appunto dedicata ai grandi scrittori triestini. Lo potete vedere dal vivo, vi dico l'esordio, Teatro Politeama Rossetti di Trieste il 27 febbraio e poi in tournée. È un racconto molto interessante, anche molto, come dire, leggero, cioè divertente anche, di 3 grandi personaggi della letteratura triestina. Ma come voi dite, ma come Joyce che cosa c'entra con la letteratura triestina? C'entra, non solo perché è stato il maestro d'inglese di Italo Svevo, ma e perché ha vissuto 12 anni a Trieste. C'entra anche perché Joyce, che aveva un talento innato per le lingue, parlava perfettamente il dialetto triestino e lo scriveva anche. Racconta Kovacic nel libro che all'inizio del Novecento, nella Trieste, anche nella Trieste più colta, si parlava in triestino, non si parlava in italiano. Ovviamente conoscevano l'italiano, ma gli scambi erano ancora in triestino.
per dire, non so, Italo Svevo, il cui vero nome è Hector Schmitz, e che appunto ha scelto uno pseudonimo che mette insieme le due anime, no, della città, Italo, città italiana, Svevo, perché si riferisce invece all'impero austro-ungarico. E Italo Svevo parlava correntemente triestino e l'italiano aveva dovuto impararlo a scuola, sui libri di scuola, perché in casa sua non si parlava italiano, e questo nonostante Italo Svevo venisse da una famiglia molto benestante e poi poi è diventato uno dei principali industriali, uno degli uomini più ricchi di Trieste. Aveva la passione appunto per l'inglese, che coltivò con questo maestro incredibile che era James Joyce. Poi c'è il terzo personaggio, che per certi versi è quello più problematico, ma anche più interessante da scoprire, che è Umberto Saba. Intanto c'è un fatto di cronaca: in questi giorni ha riaperto finalmente la sua libreria. Umberto Saba faceva il libraio, aveva una libreria d'antiquariato che è stata chiusa per qualche tempo, attualmente è stata ristrutturata e ha riaperto da qualche giorno, e consiglio di andarci sinceramente, perché è anche diciamo in una delle vie, in una delle zone più belle di Trieste. Saba, perché dicevo che Saba fosse il personaggio più interessante da scoprire? Perché è il personaggio alla fine più misterioso dei tre, nel senso che ad esempio la storia della sua omosessualità è emersa tardissimo, quando lui stesso ha deciso, cioè lui aveva scritto un romanzo in cui confessava la sua omosessualità, che è Ernesto, ma non l'aveva voluto pubblicare, poi venne fuori. Poi aveva un carattere difficile da prendere con le molle, un uomo che l'apprezzava molto e che è anche stato l'artefice della scoperta di Italo Svevo, era Eugenio Montale. Eugenio Montale racconta che quando andò a trovare Saba a Trieste si misero a discutere di poesia sul balcone. Saba disse molto chiaramente che lui come poeta era superiore a Montale. Nel frattempo sgranocchiavano qualcosa e Saba lo tirava giù in strada, mandava i gusci dei gamberi e li tirava in strada, ma senza accorgersene, parlando, ma insomma un personaggio con le sue particolarità. Io vi invito a leggere il libro di Kovacic, che è poi la trascrizione dello spettacolo, edito dalla Nave di Teseo, perché è un buon modo di rapportarsi, di iniziare a conoscere bene questi personaggi, ed è anche un buon viatico per il momento in cui deciderete di fare un viaggio doveroso a Trieste per vedere la bellezza della città. Concludo con le parole di un altro grande triestino, di cui ogni anno si dice che è candidato al Nobel, ma non lo dice mai, che è Claudio Magris. Claudio Magris dice che esistono due Trieste: una è la Trieste reale e l'altra è la Trieste immaginata dagli scrittori, e dice: la vera Trieste non è la prima, è quella immaginata dagli scrittori. Bene, vi saluto, vi do appuntamento alla settimana prossima con Alta Tiratura. Io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà e vi saluto. Buon fine settimana. Avete ascoltato Alta Tiratura.